Sindaco, 39esima edizione, non voglio immaginare cosa succederà per la 40esima. Neanch'io forse. No, ci stanno già lavorando perché qui non si fermano mai, quindi voi vedete 10 giorni ma ci sono 365 giorni di lavoro, di entusiasmo e di voglia di fare, quindi sicuramente stiamo già pensando al 40esimo, la Proloco e le associazioni non ci deluderanno e non vi deluderanno. Ne parlavo con l'onorevole Colmellere, mi sono reso conto salendo a Cison, perché è la prima giornata, ma c'è già una voglia di questa manifestazione incredibile. È vero, lo confermo, anzi già ieri gli artigiani cominciavano ad aprire la bottega per vedere un po' gli ultimi dettagli e c'era già gente che voleva vedere, partecipare, che girava per il paese. Quindi l'aspettativa è tanta e io sono convinta che la Proloco e il gruppo Mostra hanno fatto un lavoro che non deluderà i visitatori. Proloco, amministrazione comunale, vi rendete conto che avete un borgo che è una chicca proprio italiana? Ce ne rendiamo conto, di questo bisogna ringraziare la lungimiranza di tanti anni di investimenti e di sacrifici, di chi ci ha creduto. Noi siamo qui per mantenere e incrementare la bellezza che abbiamo, valorizzarla, non ci manca niente. Diamo il via? Buon artigianato vivo a tutti e 10 giorni di festa. La conosco da molti anni e devo dire che ogni anno è sempre una sorpresa perché sa regolare emozioni sempre superiori, quindi veramente bravi, complimenti, e questa linfa, questa energia è veramente incredibile perché ci fa capire che la passione muove tante cose. Sia lei che l'assessore Bottaccin avete però centrato le idee che devono essere portate avanti, quelle soprattutto sulle norme e sulle cose da fare. Sì, norme di buon senso, ecco, io sono affezionata a sottolineare proprio questo, norme di buon senso. Ecco che abbiamo presentato un emendamento che purtroppo non è stato inserito nel decreto sicurezza bis relativo proprio alla semplificazione delle regole, delle norme per le manifestazioni temporanee. Ma noi non ci arrendiamo perché stiamo per depositare una PDL, appunto una proposta di legge per andare a disciplinare, soprattutto semplificare tutto quello che riguarda la sicurezza. Salendo a Cison di Valmarino mi sono reso conto che questa manifestazione, ma come le altre, poi anche a Miane diceva oggi farete un'altra cosa, che ormai è entrata nella mentalità delle persone, perché c'è un sacco di gente già alla prima giornata. È entrata, ma non abbiamo ancora la consapevolezza di quello che diventerà, perché con appunto questa candidatura e quindi questo premio regalatoci, grazie agli sforzi appunto di qualcuno che come Luca Zaia ha creduto fortemente in questo, siamo soltanto all'inizio di quello che sarà, perché un riconoscimento così importante è un volano incredibile. Ecco che quindi noi associazioni piuttosto che comuni, amministrazioni dobbiamo fare sintesi, fare squadra per rilanciare e promuovere e valorizzare ancora più, ancora meglio tutto quello che c'è di bello e di buono nel nostro territorio, ed è tantissimo. Dare ha portato il saluto dell'Europa in questo caso. Sì, di un'Europa che però è un'Europa lontana in questo momento, sicuramente lontana da queste manifestazioni, lontana da questo artigianato vivo, che è una straordinaria manifestazione del nostro territorio e non solo, in cui artisti e genialità si incontrano con il territorio, con le persone. Soprattutto i complimenti va a questa amministrazione comunale con tutte le persone, tutti gli abitanti di Cison di Valmarino che lavorano in questa grande manifestazione che è diventata il fiore all'occhiello non solo del Veneto ma un punto di riferimento anche per le manifestazioni nazionali. E quindi l'Europa, in un'Europa dove tutto è appiattito, dove c'è la globalizzazione, dove si va verso il prodotto unico, noi invece sosteniamo queste manifestazioni che sono la diversità, l'arte, la cultura, la genialità, e questo noi dobbiamo fare. La mia opera in Europa sarà proprio questa, di portare questa genialità e di far capire che la diversità è bello, soprattutto perché porta alle persone, dimostra alle persone quelle che sono le grandi capacità che in giro non ci sono. Avrà da lavorare comunque. Ci sarà tanto da lavorare, anche perché in Europa non siamo e non godiamo di grande fiducia, però siamo cocciuti, siamo veneti, siamo trevigiani, siamo
sinistra Piave e non molleremo mai. Godiamoci questi 10 giorni di artigianato. Sì, godiamoci questi 10 giorni di artigianato vivo, perché effettivamente è una manifestazione che è importantissima, ma soprattutto è molto molto bella e rispecchia quella che è la cultura del territorio, soprattutto della nostra grande Italia. Ma io credo che insomma queste manifestazioni vadano valorizzate, bene che ci siano, e devo dire che gli organizzatori spesso sono veramente degli eroi, perché ci contribuiamo anche noi con delle normative sempre più stringenti, pensando di risolvere i problemi con normative, quando invece io credo che non sia questa la strada. Io credo che la strada del buonsenso e dell'applicazione non delle leggi, ma delle regole della sicurezza, nel caso delle manifestazioni temporanee, per esempio, che qualsiasi tecnico conosce, siano quelle che ti garantiscano poi il risultato. Andiamo a vedere i numeri anche, quanti morti ci sono stati in manifestazioni temporanee l'anno scorso, quest'anno, 2 anni fa, perché dobbiamo fare anche una valutazione di questo tipo. È l'argomento principale che preoccupa quello del rischio nelle manifestazioni temporanee? Sicuramente sì, ma va affrontato nella maniera corretta. Io non posso sparare con il carro armato a una zanzara, questo penso che sia comprensibile a tutti. Invece ci sono delle normative che purtroppo prevedono in maniera uguale lo stesso tipologia di approccio nella sicurezza, che va a un'azienda a rischio rilevantissimo con una piccola manifestazione paesana, lasciamo stare questa è più complessa, ma piccola manifestazione paesana che fa comunità, e che sostanzialmente le sagre perché nascono? Perché una volta all'anno la comunità si ritrova in piazza. Questo è lo spirito della sagra e questo deve rimanere. Mi ha colpito il fatto che lei diceva: se facessimo noi quello che avete fatto voi parecchi anni fa saremmo in galera. Assolutamente così, lo dico sempre ad amministratori, no, che mi vengono a proporre delle cose in regione, mi dicono ma io negli anni 80 facevo questa cosa. Cioè, negli anni 80 qualsiasi sindaco doveva fare la discarica, scavava un buco fuori il paese e seppelliva di tutto. Oggi solo se lo pensiamo finiamo in galera, perché le normative ambientali sono tutte penali, le normative sulla sicurezza stradale sono penali. Cioè, oggi se uno esce di strada con l'auto fa causa al proprietario della strada, il comune, la regione, la provincia. C'è l'omicidio stradale, perché l'omicidio stradale non vale solo se io ubriaco investo qualcuno, quello ci mancherebbe, ma va a vedere anche se la strada è a norma o non è a norma, e se non è a norma cosa succede? Che il sindaco riduce i limiti di velocità e addirittura in alcuni casi chiude la strada. Si innesca un meccanismo assolutamente pericolosissimo, per cui io credo che vada recuperato un attimo di buon senso e di quelle che sono le regole che qualsiasi tecnico conosce nell'ambito della sicurezza, stiamo parlando di sicurezza, ma anche nell'ambito ambientale e così via, perché sennò si innescano meccanismi assolutamente devastanti e negativi. Godiamoci questo artigianato in questo contesto che da poco è diventato, e lo dice l'UNESCO, patrimonio dell'umanità, quindi un contesto, uno scenario paesaggisticamente parlando di rilevanza assoluta, mondiale, e quindi credo che qui si possa trascorrere veramente alcune ore in una maniera assolutamente eccezionale, liberando la mente da qualsiasi pensiero. E ora che sia buon artigianato vivo a tutti. Grazie mille.